Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata della nostra trasmissione. Questa mattina ci occupiamo di una collega, scrittrice anche, che è Carla Menaldo, giornalista appunto e scrittrice, che altre volte abbiamo avuto ospite per presentare alcuni libri che spesso parlano di donne, dei loro sentimenti, ma soprattutto di come sono capaci di mettersi in gioco nella relazione con gli uomini. Io saluto Carla, le do il buongiorno e il benvenuto. Grazie Alessandra, grazie al pubblico. E vi parlo subito della sua ultima fatica, che si chiama Rosa Strega, un titolo che ci inserisce subito in un'atmosfera misteriosa, di magia, come sono spesso le donne descritte da Carla Menaldo, hanno qualcosa di misterioso al loro interno. Sì, è un libro che parla di donne, di due generazioni di donne. Una donna anziana, non è definita l'età, che è la protagonista, che si chiama Rosa, e una nipote di questa donna che ha sui 40 anni, e sono due donne di due generazioni diverse che rappresentano due tipi di personalità diverse, ma che poi si scopriranno essere molto simili. E quindi proprio non è tanto la differenza di età che può fare la donna, ma è proprio come cresce, che cosa ha dentro, che cosa sente, come si pone nei confronti della vita. Ecco, questa è proprio anche la bellezza di questo romanzo, che ha le sue radici in un altro precedente romanzo che è Canna da zucchero, un romanzo di formazione che sostanzialmente ha la stessa protagonista, ma che ci trasporta in un momento complicato della vita delle donne, affrontare appunto la vecchiaia con tutto quello che comporta anche dal punto di vista del rapporto con l'amore, che è un altro grande tema che Carla Menaldo ha sempre indagato nei suoi libri. Tra l'altro oggi abbiamo il piacere di averla in anteprima assoluta, perché la prima presentazione di questo romanzo sarà il giorno 18 alla Feltrinelli. E quindi è la prima volta che parli di questo romanzo. La primissima volta, è un romanzo nuovo anche per me, se vogliamo metterla così. Sì, Rosa è stata la protagonista di Canna da zucchero. Noi la lasciamo in Canna da zucchero, che ha all'incirca 70 anni, e dopo una peregrinazione in giro per il mondo la lasciamo in un posto vicino a noi, che sono i Colli Euganei. E qui la ritroviamo, Rosa, la ritroviamo in un'età attorno ai 70, ma forse anche qualcosa di più, in una cornice molto territoriale, in una nostra cornice, un ritorno alle origini. Anche perché diciamo che forse è la prima volta che ti cimenti con il territorio circostante, perché i protagonisti dei tuoi viaggi sono sempre state donne avventurose, luoghi anche molto lontani, penso al Re del Tango, penso anche proprio a Canna da zucchero. Sì, dall'Argentina al Centro America, a Parigi, a Lisbona, al Portogallo, alla Spagna. Sì, le mie donne sono donne viaggiatrici. In questo caso ci sono comunque dei viaggi, però quello che volevo sottolineare è che in fondo ci portiamo sempre dentro la nostra terra, una manciata di terra nostra ce l'abbiamo dentro, ed è quella che cerchiamo poi quando cerchiamo la verità, quando cerchiamo noi. Quando cerchiamo noi stessi, è un po' quello che fa la tua protagonista nel romanzo? Sì, è quello che ha già fatto la mia protagonista Rosa, ed è quello che sta inseguendo la coprotagonista, che è anche la voce narrante, che è la nipote Tara. Quindi un rapporto intergenerazioni da cui entrambe poi alla fine imparano. Cosa imparano? Imparano che cos'è l'amore, o perlomeno qual è la loro cifra dell'amore. Imparano che cos'è il dolore, perché ci passano attraverso, in modi diversi, ma ci passano attraverso. Imparano che cos'è famiglia, e imparano soprattutto che cos'è il sangue, perché sono zia e nipote, ma non è il legame di sangue a fare la loro unione, è qualcos'altro. Allora, temi ricorrenti appunto nel lavoro di Carla Menaldo, che ha scritto un altro romanzo che si chiama Sangue di Drago, in cui mi piaceva molto come è stato descritto, cioè tutto quello che nella vita è importante è colore del sangue, è rosso sostanzialmente, quindi anche infine questo forse è una componente in più, e tutto si lega alla fine in questo lavoro che sta continuando. Sì, perché il rosso è il colore della passione, è il colore del sangue e quindi della vita,
È il colore che annulla il nero e il bianco in qualche modo, perché è un colore che non si può confondere e non confonde gli altri colori. Quindi il rosso è il colore particolare che è proprio, per niente si dice il fil rouge, che tiene tutto insieme, ed è questo fil rouge che io voglio che tenga i miei romanzi. Chi conosce i lavori di Carla Menaldo sa che lei non ha problemi, non ha paura di andare fino in fondo, di andare a vedere quelli che sono i sentimenti anche più crudi, anche dal punto di vista dell'amore, della sessualità, della passione, vissuta al maschile ma vissuta anche al femminile. Queste donne sono donne che vogliono sperimentare la vita fino in fondo. Sì, è un romanzo che ha anche questo aspetti erotici come gli altri. In maniera forse un po' diversa. Tu prima hai citato Canna da zucchero. In Canna da zucchero c'è l'erotismo che ride, l'erotismo fantastico, bello, della gioventù, pieno della della gioventù, esatto. In Sangue di drago, che tu hai citato, l'erotismo diventa qualcosa di rivalsa, è quasi una cosa arrabbiata. Nel Re del tango l'erotismo, che è il penultimo, è amore, e in questo l'erotismo è ricordo. È ricordo? È ricordo, ma a me piacerebbe che tu potessi leggere qualche brano di questo libro, visto che abbiamo il piacere di averlo qui in anteprima, per far immergere anche i nostri telespettatori in quello che sarà il clima a cui forse non sono abituati, una sorta di disillusione mista, però diciamo così la nostalgia. Sì. Diciamo che è un libro che raccoglie, come dice la quarta di copertina, e ti leggerò un pezzettino che richiama questo, dice una storia di magia dove la strega Rosa ha raccolto dalle tradizioni popolari gli ingredienti per mescolare la vita con la morte. È un libro che parla di tradizioni popolari, è un libro che parla di magia, ma la magia popolare, quella dei campi, quella non letteraria. Ed è un libro che parla molto di questa terra di mezzo, dove si sta tra la vita e la morte, ma non tra la vita e la morte nel senso sto morendo, una terra dove, secondo la magia, stanno i morti ma stanno anche i vivi, convivendo. Che quindi la vecchiaia sarebbe questa terra, questa prossimità, diciamo così, alla terza fase della vita. È la vecchiaia, ma non è la vecchiaia intesa come senso di decadimento o senso di fine, è la vecchiaia inteso come superamento della paura della morte. Allora ti leggo un pezzettino. Qui è Rosa che parla e dice: ci sono ancora grandi amori, Tara? No, risponde Tara, non servono più. Continua a guardare l'erba nello stesso punto dove la guarda lei, escrescenze di terra scavate dai lombrichi. Come fai allora? Faccio senza. Non avrei potuto vivere senza grandi amori. Devi averne uno. A cosa credi serva la magia? La magia è come i grandi amori, non c'è, perché non serve più. E questo, appunto, ricapitolando, è Tara alla fine che esprime queste frasi un po' disilluse, sì. Mentre la protagonista Rosa tenta di infonderle un po' di positività, di sogno, e invece la gioventù che non ha speranze, un po' il ritratto della contemporaneità in cui i ragazzi sono un po' più disillusi. Esattamente. Rosa ha lo sguardo di chi ha capito la vita e sa cos'è la vita e sa il valore. Tara ha ancora lo sguardo acerbo verso la vita, di sfiducia quasi, di disillusione, di tutto è subito e poi non si sa cosa c'è, di non credere, mentre Rosa le insegna a credere. In realtà questo romanzo è il recupero da parte di Tara di una grande storia d'amore della zia di Rosa, che lei recupererà in una libreria densissima di bigliettini che troverà e recupererà di questa storia della sua zia, e attraverso il recupero di questo amore della zia probabilmente tornerà a credere all'amore. Ho letto che tu di te stessa, in uno dei lavori che hai pubblicato, dici che scrivi forse per non perdere nessun ricordo. È un po' questo anche quello che hai descritto, che c'è la necessità di fermarli nella carta perché altrimenti sono un po' evanescenti, sfuggono? Sfuggono, nel senso che ci restano alcune cose e ne perdiamo molte altre. Allora ciò che resta scritto resta in ogni caso, ma non scritto nel computer, scritto nella carta, perché poi i supporti tecnologici cambiano.
quello che scriviamo nella carta è qualcosa che tiriamo ancora fisicamente fuori dal cassetto e che possiamo recuperare in qualsiasi tempo, in qualsiasi epoca. Credo che ognuno di noi abbia in realtà i ricordi più cari, un bigliettino, una frase, la confessione del primo amore, non si può mandare via SMS, non lo so, si userà così adesso, però non so se ha la stessa forza, soprattutto nel ricordo infatti, perché prima o poi si cambia il telefonino, si perde tutto, invece lì la carta si logora e più si logra più trasmette la passione, l'amore, il ricordo, anche il dolore certe volte, sì, no, di cose passate. Ma il dolore serve nel ricordo, perché serve a godere delle cose belle. Se non hai la percezione del dolore non sai nemmeno cosa sia la gioia, e quindi questo è importante. E la carta, secondo me, e in questo romanzo c'è molta carta, è ciò che ci manca adesso, la fisicità. Nei cellulari abbiamo il touchscreen, non tocchiamo più nulla, non c'è più la materia dei tasti, non c'è nemmeno più la materia della penna, perché non teniamo in mano assolutamente nulla. Adesso poi si detta addirittura. Esattamente, si detta, quindi resta una voce che poi scompare. Questo secondo me non serve al ricordo, sparirà. Detto da te che sei anche capo ufficio stampa dell'Università di Padova, lo ricordo per chi non lo sa, che è il luogo della tecnologia e anche il luogo dell'innovazione, soprattutto in queste settimane state spingendo tantissimo, bisogna coniugarli questi due aspetti, bisogna stare attenti di non perdere questa parte del passato? La tecnologia può aiutare a tutto il recupero del passato e può essere un supporto molto valido, ma certo può coesistere tranquillamente con la materia del libro e con le parole scritte, secondo me. Ecco, è un tema importante per gli scrittori, confrontarsi su come pubblicare il loro libro, se pubblicarlo online, se pubblicarlo come un ebook, che adesso voglio dire è come la stessa questione che riguarda la musica, i file musicali o il vinile o il CD o il supporto qualsiasi sia toccabile sostanzialmente. Tu hai scelto la carta ancora una volta. Esiste anche l'ebook. Esiste anche l'ebook. Esiste anche l'ebook perché l'editore, che è Gilgamesh, è un editore di Asola in provincia di Mantova, tutti i suoi libri sono anche in ebook, quindi chiaramente la tecnologia affianca la classicità in questo caso. Mi piace avere la carta in mano, anche se capisco che è molto comodo poter leggere un libro in un computer, in un palmare, in un telefonino, è comodissimo. Per chi ci vede. Esattamente, ma tu che fai il mio mestiere, siamo giornalisti, sappiamo quanto sia importante avere un foglio di carta e poterlo sottolineare. Come fai a fare una piega in un foglio elettronico? Non la puoi fare. Come fai a sottolineare una frase? Non ti resterà quella frase, non la recuperi. Tanti libri hanno gli appunti a lato, a margine, o possono avere i segni anche di un caffè che stava cadendo, possono ricordare anche attraverso le macchie, anche attraverso appunto qualsiasi cosa sia stata fatta su di loro, possono essere stati disposti in un posto umido, cioè portano con sé i segni della loro vita sostanzialmente, cosa che i file difficilmente fanno. Ecco, anche invecchiare è un'arte, per la carta come per le persone. Dicevamo che spesso le tue protagoniste sono donne e questa in particolare appunto ha vissuto una vita intera. Prima hai detto che ne ricava un po' un riassunto delle cose importanti della vita. Secondo te che cosa ha imparato Rosa, la tua protagonista, durante questa vita? Come è stata la sua vita e che cosa ne ha conservato l'essenza? Una persona che ha letto questo libro in anteprima ha detto che Rosa sarà una persona o molto amata o molto odiata come protagonista dai lettori, perché è stata tutto quello che una donna vorrebbe essere nella propria vita. Ha fatto la propria vita inseguendo se stessa, i propri desideri. Quello che ha capito è che forse ne ha tralasciato uno di importante, ed è l'amore che duri una vita. E lei si accorge che inseguendo le emozioni, inseguendo la sua parte, se vogliamo, di pancia e non di testa, ha comunque scartato un grande amore, perché un grande amore ha bisogno di costruzione, ha bisogno di fedeltà, ha bisogno di sacrificio. E Rosa, vivendo sempre
la sua cifra dell'amore, rincorrendo le proprie emozioni, aveva poca voglia di fare sacrifici. Mi sembra però difficile che la tua protagonista non abbia uno spiraglio in cui l'amore e questo grande amore non possa fare capolino. Diciamo che è quello che sta tentando di recuperare la nipote dai libri. E quindi la storia c'è stata, ma la deve scoprire il lettore. La deve scoprire il lettore e forse questa storia non è ancora finita da quello che si capisce, da quello che dici. È un capitolo aperto in questo racconto che comincia, abbiamo detto, da Canna da Zucchero, arriva a Rosa Strega e chissà. E chissà, perché poi i miei libri sono tutti con le finali aperte. Non sono libri che chiudo perché mi piace comunque che sia il lettore a poter chiuderlo a seconda della propria interpretazione di ciò che legge, oppure poterlo io stessa riprendere in un secondo momento, come ho fatto con questo libro che è il seguito di Canna da Zucchero in qualche modo. Ecco, un po' accompagna le generazioni che si sono seguite e sono tutti un po' simbolici di qualche trasformazione al femminile, prima dal punto di vista della trasgressione, dell'amore, anche del sesso, della sperimentazione anche trasversale, diciamo così, tra i sessi, poi questo tempo di riposo, di memoria, di riflessione. Sì, questo è un libro che arriva proprio come arriva spesso la vecchiaia. È un libro che arriva con i momenti lunghi della riflessione, fuori dal frullatore giornaliero in cui si trova a vivere comunque la donna nell'età lavorativa, diciamo dai 15 anni, quando cominci a prendere coscienza della scuola e di quello che sarà il tuo futuro, fino a quando vai in pensione. Semmai adesso andremo in pensione. Sì, appunto, è un capitolo un po' aperto, insomma, diciamo, per molte donne e per molti uomini. Fino a quando l'età avanza. E però quando l'età avanza ti trovi seduta magari in una poltrona, in un divano e pensi, hai il tempo per la riflessione. E il tempo per la riflessione ti misura molte cose, di quello che sei stata, di quello che sei e di quello che ancora potenzialmente puoi essere. Il capitolo uomini, perché appunto non è che non siano presenti, anzi ci sono anche loro, è lì la sfida appunto della relazione. Abbiamo parlato di Rosa che un po' rimpiange di non aver vissuto questo grande amore, ma questo grande amore era davvero tale perché non ha accettato lui stesso la sfida del dolore, del sacrificio, di rimanere appunto accanto a questa donna. La dedica del libro è agli amori segreti ed è perché era un amore segreto. E gli amori clandestini molto spesso, anche se sono grandi amori, sono destinati a non essere vissuti, sono destinati a rimanere ricordo, a infrangersi contro il mito, diventare mito essi stessi, perché non possono essere vissuti. E quindi Rosa sa perfettamente perché non ha potuto vivere questo grande amore, ma col senno di poi pensava anche che forse non ha fatto abbastanza per poterlo vivere. Allora, io ascoltandoti pensavo che i romanzi che hanno a che fare con storie d'amore magari vengono considerati romanzi più facili, no? Da leggere, da scrivere, ma non è proprio così, perché dentro queste storie, in realtà tu stessa l'hai raccontato, ci sono viaggi, ci sono esperienze, ci sono territori, ci sono memorie, storia, c'è molto di più. Sì, sono romanzi forse da un punto di vista che sembrano più semplici, dall'altro punto di vista sono molto complicati, perché è molto più facile parlare di ciò che vediamo che non di ciò che siamo e di ciò che sentiamo. È molto più difficile tirare fuori l'io che c'è dentro di noi che non osservare qualcos'altro da punti di vista esterni. Quello che faccio io con i miei romanzi, che tento di fare, è di dare uno spessore alle mie protagoniste, di farle diventare veramente qualcuno, di far tirare fuori loro quello che sono e di mettere anche il lettore davanti a dei potenziali ritratti e di quello che potrebbe anche lui riconoscersi in qualche modo in queste donne. Sei mai stata criticata per la scelta di inserire anche storie trasgressive, sessuali all'interno dei tuoi libri? Sì, non criticata ma come dire indagata sul perché lo faccio. Una persona mi ha chiesto, ma non era lo stesso se toglievi quelle scene? E io ho risposto, la tua vita sarebbe stata uguale senza. Non mi ha risposto.
No, non credo, insomma. Ci sono molti lettori che mi chiedono perché dico che è un romanzo erotico e non è pornografia, perché non lo è di fatto. E io spiego loro che la differenza tra erotismo e pornografia è la stessa differenza che passa tra un film e una fotografia. Un film ha uno svolgimento, l'erotismo ti porta a qualcosa che ha una trama. La pornografia è semplicemente una fotografia, è quello ed è molto diverso. Allora, mi devo fermare perché c'è una piccola pausa, ma vi do appuntamento tra 2 minuti e continuiamo su questo filo per cercare di capire cosa rimane anche di questo erotismo nell'età adulta, nell'età, la terza, diciamo così, che poi adesso ne viviamo molte più che 3 perché la vita è molto più lunga. Ci vediamo tra pochissimo. Buongiorno e ben ritrovati, siamo con Carla Menaldo, giornalista e capo ufficio stampa dell'Università di Padova, ma anche scrittrice molto apprezzata che ormai ha all'attivo parecchi libri, di cui l'ultimo si chiama Rosa Strega ed è Rosa la protagonista di questo romanzo, una donna che deve affrontare gli anni che passano e la vecchiaia che arriva, ma che in questa storia ricorda un po' quelli che sono stati i suoi amori ed estrae dal cassetto dei ricordi quello che per tutti è il più grande, la storia forse anche mai vissuta completamente come nel caso di Rosa. Carla, questo amore che a tutte le età fa capolino per Rosa è un po' un cruccio nella vecchiaia. È un po' un cruccio, ma Rosa, come dire, l'ha superato questo cruccio, perché ha avuto grandi uomini. È una donna serena? È una donna serena, perché ha avuto grandi uomini, nel senso che lei si è innamorata sempre di uomini comunque che le hanno lasciato qualcosa. E quello che un po' manca a questa sua nipote, in questo momento in cui è difficile anche percepire la persona, in questo momento in cui tutti sono su internet, ti conosci in modo molto veloce ma molto superficiale. Anche l'amore spesso passa di lì. Anche l'amore passa di lì, passa sempre più spesso di lì. La differenza tra Rosa e la nipote è che Rosa ha potuto vivere un amore clandestino vero e adesso gli amori clandestini nascono e spesso muoiono in rete. Restano qualcosa di così veloce, che fugge, che è prêt-à-porter in qualche modo, ma è anche velocissima nel suo arco di vita, che non lascia quasi traccia. Quindi quello che per Rosa è stata una scelta quasi di vita, per Tara è quasi un segno dei tempi, vissuto magari però più imposto quasi dal modo di vita, che non è più così romantico, così collegato a una storia che dura tutta la vita. Lo subisce, come lo subiscono tutti quelli della sua generazione, ma come tutti forse a nostro tempo abbiamo subito i nostri tempi, il modo di essere di quegli anni. L'unica cosa che Tara sta cercando di recuperare è proprio la fisicità, quello che le manca, cioè la possibilità di conoscere delle persone davvero, approfondendo qualcosa che non è una fotografia in rete, che non è un post su Facebook, ma è una voce, è una persona, è anche tutto quel linguaggio oltre la parola che è il linguaggio paraverbale del nostro corpo, quello non verbale. Ecco, magari ci si domanda anche qual è il ruolo dei genitori che guardano queste scene, no? E vedono con preoccupazione i loro figli, il loro futuro da tanti punti di vista, compreso il fatto che possano investire su quello che una volta era considerato il punto d'arrivo anche del lavoro dei genitori, quindi il matrimonio, i figli, una famiglia che durava per sempre. Adesso anche per i genitori la preoccupazione dura sempre, i figli forse fanno fatica anche a confessare se stessi, di qui anche il bisogno di avere una zia, una nonna, una persona diversa che possa reggere anche il peso, no, dei loro racconti, delle loro storie. Che possa trasmettere dei valori che si sono persi,
ma forse è stata proprio la nostra generazione, Alessandra, che ha disgregato questi valori. Noi siamo figli di genitori che comunque credevano Certo. nella famiglia, siamo stati noi poi che ci siamo trovati in un tempo in cui si è disgregato il valore della famiglia, si è disgregato il valore sociale, dell'educatore, è saltata un po' tutta la concezione della società. E adesso bisogna ricostruire però qualcosa, e i nostri figli, cioè i ragazzi giovani adesso, si trovano a dover ricostruire qualcosa da quello che noi abbiamo lasciato, noi che abbiamo disgregato tutto. Quindi forse l'anziano ancora presente può aiutare a far recuperare queste dimensioni vere. Ma quella frase "faccio senza l'amore" della tua protagonista giovane un po' mi ha lasciato sorpresa, però mi piacerebbe che adesso ci leggessi qualcos'altro del tuo libro, un capitolo magari che possa far capire al lettore qual era l'atmosfera anche da un altro punto di vista. Cosa hai scelto? Allora, vediamo. Parlavamo di amori clandestini. Sì. Adesso ce ne sono tanti, visto che la famiglia si disgrega ed è sempre più facile, ma ci sono ancora uomini che scrivono lettere d'amore? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Non un post, una lettera d'amore. E questa è una lettera scritta proprio a mano. Le storie come la nostra non sono storie d'amore. È un lungo tormentato incontro dove l'appagamento dura un attimo e il dolore dell'assenza, la ricerca frenetica di contatti, le immagini confuse degli incontri occupano ininterrottamente ogni spazio. Delle storie come la nostra la gente ha paura perché ti segnano la vita, quell'unica vita che abbiamo. Mi manchi ogni giorno, mi mancano tutti i giorni passati. Io vorrei tanto che un uomo mi scrivesse queste cose, cioè che sia stato clandestino o no, vorrebbe dire che c'è qualcuno ancora in grado di parlare dei propri sentimenti, di parlare di sé. Di vedere anche l'altro, no? Perché spesso si guarda a se stessi più che all'altra persona. Sì, di vedere l'altro, di comprendere, di partecipare alla vita dell'altro. Adesso è sempre più difficile questo, è tutto troppo facile e quindi rende tutto più difficile. Allora, abbiamo detto che questa è la presentazione prima di questo libro e che nei prossimi giorni dove si potrà vedere, trovare, dove discuterai di Rosa e della sua storia? Allora, la presentazione, il libro si può tranquillamente trovare in internet o in libreria. La presentazione, la prima, sarà giovedì 18 maggio alle 18 in Feltrinelli a Padova. Lo presenterà la professoressa Saveria Chemotti, che è docente di letteratura contemporanea all'università. E io spero che sia un libro che incontra il gusto dei miei lettori, ognuno ha una propria nicchia di lettori, perché è un libro un po' diverso dagli altri, come ti spiegavo. Forse la cifra erotica è più nascosta, ci sono altre cose che emergono, ci sono proprio queste radici di terra, queste radici di sentimenti, questa volontà di recupero delle cose vere, di cui forse secondo me abbiamo anche un po' bisogno. Ma anche questo è abbastanza coraggioso, Carla, perché anche il fatto di chiedere al pubblico di cambiare con te, di cambiare con quello che è il tuo stile, con quelle che sono le tue riflessioni, è comunque coraggioso, perché c'è chi si ancora al passato e non cambia mai, invece questa scelta di modificare tante cose del tuo modo di scrivere la trovo molto coraggiosa. Diciamo che non mi piacciono le etichette e soprattutto trovo che la scrittura sia qualcosa che deve crescere con te. Non si può scrivere a 50 anni quello che avresti scritto a 20 o a 30. La scrittura deve maturare, deve diventare il tuo linguaggio, il tuo modo di comunicare con gli altri. Ed è chiaro che col tempo cambia. È stata una bella conversazione, spero che vi abbia incuriosito. Carla alza il libro così lo possiamo vedere, Rosa Strega di Carla Menaldo, un testo dentro il quale possiamo, come avete sentito, trovare tanto della storia di molte donne, è una riflessione che fa bene sia alle giovani che alle vecchie lettrici, insomma, un po' trasversale anche agli uomini per capire qualcosa di più delle persone che magari hanno di fronte in una storia d'amore. Grazie a Carla Menaldo, in bocca al lupo per questa nuova avventura e aspettiamo con ansia
il nuovo amore, quindi, o il vecchio amore di Rosa Strega. Grazie Alessandra, una buona giornata. Buona giornata anche a voi, io passo il testimone ad Antonella Prigioni che ci parlerà di imprese in un modo molto originale come sempre, a tra poco, arrivederci.